Si svilupparono così nuove usanze, il rito del comparatico e il rito del corteggiamento. La sera del 24 giugno, davanti al Muzzuni, da sempre si scambiano promesse di amicizia indissolubili. Si incrociano i mignolini della mano destra con quello dell'amica o dell'amico e si recita così. Benvenuta ad Alcara Lifusi. Oggi siete qui perché ad Alcara oggi si festeggia la festa del Muzzuni, che è l'evento culturale più importante che abbiamo nella nostra piccola cittadina, una storia che ormai da migliaia di anni va avanti, della quale siamo molto orgogliosi e che ogni anno attira tantissimi visitatori e turisti nel nostro piccolo centro. La festa del Muzzuni che cos'è? È un mix fra sacro e profano. In questo momento siamo nella parte dell'evento che riguarda la religiosità, quindi nel momento sacro con la festa di San Giovanni Battista. Fra poco all'imbrunire dalle 21 in poi il paese si trasformerà, tutti questi altarini che vengono allocati nei vari quartieri del paese cominceranno a prendere vita, si deporranno su di essi le brocche, quindi il Muzzuni, e da quel momento in poi tutti i gruppi di cantori che sono presenti qui ad Alcara animeranno tutte le vie del paese e si canterà, si ballerà, si mangerà e si berrà proprio per imitare quelli che erano gli antichi riti propiziatori che coincidevano col solstizio d'estate. Ecco, infatti abbiamo visto in giro per il paese ci sono questi angoli arricchiti con le pezze che è anche una caratteristica di Alcara Lifusi. Sì, è un lavoro artigianale, ci sono questi antichi telai in legno, questi laboratori in cui vengono prodotte queste pizzare e che effettivamente poi grazie a queste signore che lavorano questi tessuti vengono esportati un po' in tutto il mondo. Il Muzzuni principalmente anche le pizzare, i quartieri di Alcara vengono abbelliti balconi con questi teli che danno un tocco diverso, colorito del nostro centro abitato. Che trovò forma quell'idolo che chiamiamo Muzzuni, il cui corpo è costituito da una brocca che viene ricoperta da un telo ornato d'oro, simbolo di abbondanza, e dalla cui apertura solitale fuoriescono steli di grano, simbolo di fertilità. Come giorno per venerare il Muzzuni non è casuale la scelta del solstizio d'estate, in antichità il 21 giugno. Infatti, se da un lato coincide con il culmine di determinati ritmi agrari, dal punto di vista astronomico vede il Sole raggiungere il suo apice e prepararsi ad una nuova apparente discesa. Secondo gli antichi, questo percorso solare poteva essere sostenuto persino dall'uomo mediante l'accensione di fuochi e per questo anche il fuoco, elemento esorcizzante e simbolo di purezza, andava ad attorniare il Muzzuni. Il termine Muzzuni è con molta probabilità il prodotto di inevitabili incontri che si ebbero tra paganesimo e cristianesimo. Il 24 giugno, infatti, è anche il giorno in cui si festeggia la nascita di San Giovanni Battista ed è quindi plausibile pensare che con l'appellativo Muzzuni si facesse riferimento alla testa mozzata di San Giovanni Battista. Non sono però escluse altre matrici del termine.
Solo per fare un esempio, ricordiamo il termine mazzuna, i fasci di grano che venivano creati subito dopo la raccolta di questo cereale. Tramontato il tempo degli dei, l'azione inesorabile del tempo contribuì a far cadere nella dimenticanza i significati originali di questo culto, il quale, influenzato da modus vivendi dei contadini, si trasformò infine in un momento di festa comunitaria, in cui l'amicizia e la passione divennero le nuove dimensioni predominanti, esaltate dal proliferare di melodie eseguite da musicisti e cantori. Si svilupparono così nuove usanze, il rito del comparatico e il rito del corteggiamento. La sera del 24 giugno, davanti al Muzzuni, da sempre si scambiano promesse di amicizia indissolubili. Si incrociano i mignolini della mano destra con quello dell'amica o dell'amico e si recita così. Per il Muzzuni si sciolgono le inimicizie, si intrecciano gli amori e i comparaggi. L'usanza vuole che davanti al Muzzuni le ragazze del paese abbandonino per qualche ora l'abituale riservo e ricambino in pubblico gli scherzi dei ragazzi. Da una parte e dall'altra si intreccia una schermaglia amorosa, ritmata da un lancio di fiori. Alla fine di questa breve rappresentazione non resta altro che invitarvi a proseguire per le vie di Alcara, divenendo voi stessi parte integrante della millenaria tradizione che vi abbiamo appena raccontato. Benvenuti alla Festa del Muzzuni 2024. Perché dalla 21 fino all'alba Alcara diventerà veramente un luogo incantevole in cui ci si divertirà tantissimo e si potrà ammirare proprio la tipicità di questa festa che è unica, è la festa popolare più antica d'Italia nel nostro panorama nazionale. Vi aspettiamo qui ad Alcara, sarete benvenuti e buon divertimento a tutti coloro i quali stasera saranno presenti qui ad Alcara alla Festa del Muzzuni. Grazie mille. Qui cosa abbiamo?
Qui abbiamo i fiori di confetti, con questi qua si fa comparatico, ti puoi fare compare e commare con qualcuno. Qua c'è la filastrocca, guardi che bei colori quest'anno che abbiamo, colori bellissimi, guarda. Questo recinto sacro che accoglie il Muzzuni, e vengono anche messi in mostra un po' tutti gli oggetti della vita contadina, perché alla fine appunto la festa del Muzzuni è una sorta di rito propiziatorio che gli antichi contadini facevano per ringraziare la propiziazione proprio della terra, quindi la raccolta del grano, il nuovo ciclo agrario. E anche la parola stessa Muzzuni è un'etimologia che deriva proprio dal fatto che queste spighe di grano che venivano falciate venivano messe insieme in grandi mazzi, quindi mazzuna di spighe. Poi ovviamente con l'avvento del cristianesimo, il culto che anticamente si celebrava il 21 giugno per il solstizio d'estate, venne accorpato con il rito di San Giovanni Battista, al quale ovviamente, come ben sappiamo, venne mozzata la testa, e quindi anche l'etimologia del termine Muzzuni è collegata a queste simbologie. L'iconografia di San Giovanni Battista dalla testa mozzata e la cultura contadina che in questo periodo tende a falciare, quindi la mietitura del grano, la mozzatura delle spighe di grano. E come vedete ci sono le pizzare, questi tappeti tipici che vengono tessuti con l'antico telaio. Possiamo dire tranquillamente che era l'antica arte del riciclo, perché venivano ricavati con gli abiti che non erano più utilizzabili, venivano tessuti, e tuttora si continua
a portare avanti quest'arte artigianale, vengono tessuti con l'antico telaio e si ricavano questi tappeti molto, molto colorati, molto pittoreschi. La pizzara tipica alcarese è questa qua a righe principalmente, e poi nel corso dei secoli è stata arricchita di ulteriori varianti, come quella lì con i rombi o con, chiamate in dialetto, chimennuli, e poi altre varie commistioni di forme, di simbologie e soprattutto tanti colori. E lì vediamo anche i fusi, nella parte bassa c'è questa piccola esposizione, i fusi che servivano anticamente proprio per filare la seta, la lana e il lino, e anche qui il nome proprio di Alcara Li Fusi. Alcara deriva dalla rinominazione araba, perché il paese, il borgo già esisteva, quindi con la conquista degli arabi in Sicilia a cavallo tra l'824 e l'827 d.C., quando gli arabi conquistarono la Sicilia e giunsero in questo entroterra dei Nebrodi, dove oggi sorge appunto Alcara, nominarono con la loro lingua il borgo, quindi Alcara significherebbe proprio il borgo, il centro abitato. Lifusi venne aggiunto con un editto borbonico nel 1812 proprio perché esisteva la produzione artigianale e l'esportazione di questi fusi che servivano appunto per la filatura della seta, della lana e del lino. Ecco, girando per le vie del paese vediamo che ci sono preparati tanti altarini, ognuno ha un numero. Quanti sono in totale gli altarini che si preparano? Allora, quest'anno, se non sbaglio, credo verranno allestiti esattamente 14 altarini del Muzzuni, perché non c'è un numero stabile o standard, ogni anno variano da 12, 18, 15, dipende. Che corrispondono a dei quartieri sostanzialmente. Sì, ogni quartiere realizza il proprio Muzzuni. Ma ci sono delle indicazioni base, ognuno mette un po' della propria creatività, la propria fantasia? No, diciamo che non è una festa che va sulla creatività, se così si può dire, perché rispetta comunque la tradizione, però qualche variante c'è, perché appunto alcuni tendono ad esporre giustamente gli oggetti legati proprio alla civiltà contadina, e invece ci sono anche quelli più semplici, più tradizionali, dove si trova semplicemente la pizzara con il tavolinetto dove poi viene posto il Muzzuni. Ecco, è una brocca senza testa sostanzialmente, è ricoperta da una stoffa con degli ori, con dei gioielli. Questi gioielli appartengono ai cittadini, al quartiere, no? Quindi ognuno mette a disposizione. C'era fino a, credo, questa cosa è durata un po' di più, credo fino agli anni 70, agli anni 80, c'era la vera e propria, si faceva la vera e propria questua dell'oro nei vari quartieri, che nella memoria contadina tra l'altro rappresentava quest'oro la dote nunziale della giovane che da lì a poco sarebbe andata sposa. Però nella memoria pre-cristiana, di cui appunto è simbolicamente legata la festa, quest'oro rappresenta la ricchezza, l'abbondanza, che è proprio il senso di questo rituale che gli antichi greci facevano proprio come rito propiziatorio per ringraziare le divinità della terra. Il Muzzuni si lega strettamente con la festa di San Giovanni, l'abbiamo detto prima, e c'è il rito anche del comparatico. Sì, esattamente, c'è questa commistione di rituali, come dicevo prima, proprio perché la festa originaria veniva celebrata il 21 giugno per il solstizio d'estate, poi con l'avvento del cristianesimo fortunatamente, diciamo tra virgolette, si è mantenuta, quindi questa commistione fra il rito pre-cristiano e il nuovo rito di San Giovanni Battista, quindi il culto del Battista legato al rito cristiano, ha fatto sì che le due realtà potessero vivere in sinergia, e c'è anche quest'usanza che davanti al Muzzuni, il simbolo sacro per eccellenza durante questa notte magica, si intrecciano anche queste comparanze. Avviene proprio il rito del comparatico, perché chi si vuole unire, diciamo, in questa comparanza, in questo legame ancora più forte, invita l'altro, l'amico o l'amica, perché vale per entrambi. Io ti invito con tanta mureranne, ne volemo fare compare a San Giovanni, con tanto piacere, si intrecciano i mignolini, i ritello faciti in amare che ne ficiamo compare, in so che avemo ne spartemo e giammai ne sciarriamo, compare semo e compare restiamo, quando è nella morte ne spartemo. Si intrecciano i mignolini e anticamente si scambiavano come segno di questa comparanza una spiga e un garofanino
il garofanino di rocca che viene messo anche sulla brocca del Muzzuni. Adesso invece è usanza scambiarsi a gunfetta, che ha anche una forma di fiore, viene spesso realizzata con questa forma di fiore. Questa è ritenuta una tra le feste più antiche d'Italia. Avete qualche gemellaggio avete conoscenza di feste simili in giro per l'Italia o comunque? Allora, feste simili, io qua forse sono la persona più sbagliata che può parlarne. Feste simili con le quali magari si possa creare o si sia pensato di creare un eventuale gemellaggio, al momento non mi risulta, non credo. Però sicuramente erano rituali presenti in tutta la Sicilia, soprattutto nell'Italia meridionale sicuramente, perché appunto, ripeto, sono rituali di matrice greca, prettamente greca, della Magna Grecia. La Sicilia era la Magna Grecia, quindi hanno ereditato questi culti del periodo, sicuramente siamo nel periodo ellenistico. Però sicuramente questo rituale al momento risulta essere, appunto come viene menzionato dagli studiosi, la festa popolare più antica d'Italia, proprio perché si è salvata grazie a questa commistione, come dicevo prima, con il rito di San Giovanni Battista, mentre in tantissimi altri posti si è completamente persa qualsiasi traccia. Esistevano, ci sono testimonianze per esempio che so ad Aidone in provincia di Enna, ma di cui oggi non esiste più nessuna traccia. Anche la vicina San Marco d'Alunzio aveva un rituale simile del comparatico, di cui oggi credo non rimangano più delle vere e proprie tracce concrete. Quindi sono dei riti che in buona parte sono andati a scemare, ma per fortuna Alcara è riuscita a mantenerla ancora viva e tutt'oggi con fatica purtroppo si continua a cercare di salvare il più possibile le nostre tradizioni. Come tutte le feste di natura popolare spesso si legano con dei cibi che li caratterizzano. C'è un cibo che identifica questa festa? Beh, questa festa è caratterizzata prettamente dall'ospitalità che viene data ai forestieri che vengono a trovarci per questa festa, ed è tipico far trovare un pezzettino di pane, un pezzettino di formaggio, qualche cuccitto d'alive come si suol dire, e ovviamente un buon bicchiere di vino, e poi qualcuno giustamente può integrare con qualcosa a piacimento suo, con qualcosina in più. C'è chi mette anche della salsiccia prettamente secca per questo periodo ovviamente, però i piatti tipici, diciamo l'usanza tipica di questa serata è proprio il pane, il formaggio e il vino. Perché noi vediamo dalle vostre trasmissioni luoghi bellissimi della Sicilia, le antiche tradizioni, tutti i cibi, tutti i vari posti dove vi seguite sempre. Oggi alla Fontana Abate di Alcara di Futi, amate questo borgo, amate quest'acqua? È bello, un bello posto. È un bel posto, poi oggi siamo venuti per la festa del Muzzuni, che la tradizione è una delle feste più antiche che abbiamo in Italia, è una festa simbolo dell'amore, e quindi siamo venuti qua a vedere questa festa. Con l'assessore al turismo per parlare dell'importanza di questa festa, ma soprattutto delle iniziative che ci aspettano ad Alcara dei Lifusi. Sì, siamo nella festa più importante dell'anno per gli alcaresi, il 24 giugno, il solstizio d'estate, questa festa pagana che si tramanda da circa 2500 anni. Una festa, quella del Muzzuni, che è fortemente legata alla processione di San Giovanni, perché oggi è il 24, quindi si celebra questa festa proprio in occasione anche o viceversa, la processione. La particolarità di questa festa è proprio questa qua, alla parte religiosa con la processione di San Giovanni. Poi una volta rientrata tutta la festa religiosa, quindi la processione che rientra in chiesa, inizia la festa del Muzzuni, questa festa di origine pagana, con i vari altarini, con la musica, i balli, tanto vino, tanto cibo e tanto divertimento. San Giovanni percorre un po' tutte le strade del paese, no? Sì, percorre tutto il centro abitato del paese, è una processione fra quelle più importanti che ci sono ad Alcara. Inizia l'estate, abbiamo parlato dell'equinozio, quindi inizia l'estate, quali sono gli altri appuntamenti per l'estate alcarese? Guardi, come appuntamenti fissi
Abbiamo creato l'anno scorso un circuito che è al Cara Borgo degli Eventi. All'interno di questo contenitore abbiamo inserito il Birit che si svolgerà l'ultimo sabato di luglio, che è un evento sui birrifici artigianali dei Nebrodi e la gastronomia locale, per poi andare all'11 agosto che è un altro evento fisso che è l'Alcara Summer Fest, un evento dedicato prettamente ai giovani con molta musica, molto divertimento. La festa del patrono che va dal 15 al 18 agosto, la festa di San Nicolò Politi, e poi per chiudere l'estate Nebro di Gusto che quest'anno giunge alla terza edizione. E poi lo vediamo alle nostre spalle, un paesaggio spettacolare incontaminato che va scoperto metro su metro. Esattamente, è un paesaggio particolare, andiamo da questo costone di stile dolomitico a dei boschi bellissimi, a dei laghi sensazionali da vedere. Dico sempre non di non essere in Sicilia, ma di scoprire una Sicilia completamente diversa da quella che un visitatore che viene dall'esterno si può aspettare. Assessore, avere una delega così importante, promuovere il territorio e conservare le tradizioni come quella di oggi del Muzzuni, cosa significa? È un impegno veramente importante per questo piccolo borgo. Noi stiamo concentrando tutte le nostre fatiche proprio a conservare quelle che sono le tradizioni, ma portare queste tradizioni al passo con i tempi, a portarli nel 2024. Facciuzza bella, facciuzza ammucciata, parevi una iatuzza mutticina. Quando tu entri in cucina, batti il coprecchio del pignato per sentire il secondo innamorato, ma non ti posso più vedere. Poi c'è una storia di un comparato con la confetta. La signora Giovanna nel giorno di San Giovanni fa l'onomastico e qui è il giorno dei compari, no? Sì, è vero. Lei è una pezzara cosiddetta, no? Vediamo qui il Sono telaio. un'artigiana che fa le pezzare, Un'artigiana delle pezzare. perché voglio fare che a Messina, sono stata in Piazza Duomo, a Messina la pezzara è un disprezzo. C'è a dire una tinta ci dicono a pezzara. Invece lei è... Invece sono un'artigiana che fa le pezzare, a pezzara è nichiste. Raccontiamo un po' che cos'è una pezza. La pezzara, vedi, i nostri antenati, dopo che una camicia si stropicciava, la tagliavano, la mettevano in un sacco, quando ne accucciavamo 5 kg, ne facevano a pezzare ranni, come un copriletto, e se la mettevano piumone,
non è più ora come ornamenti, specialmente in cosa contadina. Quindi per fare una pezza ci vogliono 5 camicie vecchie. No, dico, è nata dalla povertà di tutti i Dall'arte del riciclo. Però io vedo qui un telaio perché viene scucita la pezza e poi viene ricucita. Tutte tagliate, se vuole vedere, Sì. le stoffe a maglia. Le stoffe a maglia, oltre il telaio, che ora ci faccio vedere là, stanno a tagliare così, a fettuccine. E con questi si forma il disegno, capito? Quindi c'è, Questo disegno che vediamo qua sono questi, è fatto da questo. da questa, proprio da questa stoffa, Questo telaio quanti anni ha? a meno 3 secoli, 300 anni. perché era della mia bisnonna. E si vede due colori. E questi erano gli artigiani. Guarda che basso rilievo che c'era. Io dovetti rinnovare solo un cascito, un suggio, perché erano fradici. Ma questi due mezzi. E queste Io mi avvicino a lei perché vogliamo fare vedere ai nostri amici di Bella Sicilia e Onda TV come si lavora. Allora, da dove si inizia, signore? Si inizia con i pedali. Tramite i pedali si incrociano i fili. Ecco. E si fa così. Per esempio, per ora qua devo spostare 6 fili. Secondo il disegno che devo fare, capito? Ma i disegni lei li pensa prima? Ce l'ho, hai antiche fantasie e quindi un po', forse per fare uno, assai, ci vuole assai. Ho fatto la prova, come vedete, dopo che si portano i pezzi a secondo, si fa così, con i pedali, si cambia il pedale, i fili di sotto vanno sopra, altrimenti restano. Con questa forzatura si mettono Questo tutti viene un insieme cascetto chiamato. e si raccolgono. Certo, e si stringe soprattutto. E dopo incrociato si va e viene portando i fili. Sono tutto questo. Ma i giovani vengono per... A scuola, con i blu su tacide e poi trovano un pugno di musco in mano. Guarda, l'artigianato dal cara c'è solo Parisi, qua sotto un falegname e basta. C'era fino a un ciabattino c'era. Un fuggiato, falegname a non finire, fabbri, di tutti i manieri, sarti, era la casa degli sarti. Ora non c'è più nessuno, la cultura è bella, però l'artigianato un mazzo. Quindi non ci sono giovani che vogliono continuare. Però questa festa del... Vengono belli, ma mi viene che uno che dice... Io per esempio ho la fantasia, vedi che c'era l'abbraccio, viene di Guerini, che moriva, che quando feci il cosa a Roma, il murale sul staccato. Signora, io vedo tanti disegni, tutti diversi, e poi vedo anche le borsette e proprio dei quadri veri e propri. Quindi questo si può usare per tanti usi. Questo io la mattina mi metto a coda e ci metto il telefono, quindi sono per portare il telefono, queste borsette per ragazze, fanno tanti usi, queste sono a tradizionali, chirrichi, disegni come archeggiate, calcifici, uno sbiego. E per fare questi, le tessere, di sta larghezza, perché non è un tessuto che lo posso tagliare e ne faccio tanti. Tessuto prima là e poi tutto cucito a mano, che io i telai romputi. Oggi è la festa del Muzzone, una festa che si lega al grano ma che si lega anche all'amore, no? Alle storie d'amore. È una festa propiziatoria. È una festa propiziatoria per tutto, anche per l'amore. Sì, soprattutto. E quest'amore come è cambiato nel tempo? È più moderno, più moderno. Ma ci racconti una bella storia d'amore del passato? Ma che c'è da fare? Aveva uno zio, un tasta proprio dietro la chiesa, era sita con una signora. Dopo un canciuo, io si pigliò un altro, e io la sua. Io si veniva sotto la finestra e ci cantava, a Sito di San Giovanni. Facciuzza bella, facciuzza ammucciata.
parevi una tutta mutticina. Quando tu entri in cucina, batti il coprecchio del pignato per sentire il secondo innamorato, ma non ti posso più vedere. Poi c'è una storia di un comparato con la confetta, perché davanti aspettavano per fare la proposta del matrimonio di zitaggio, diciamo. Davanti a Mussolini ci facevano una proposta come si lasciavano, si odiavano, c'era l'amore e odio. E aspettavano da dire mi ci cantavano a cantare, morivano tutti, sapevo quanti cantori c'erano tutti che cantavano storie. E ora c'è WhatsApp. Cosa papà io manco chi si usa giù. Perché lei cerca l'amore ancora. Certo, guarda che Bene, una bella canzonetta, c'è. Sì, stasera non mettiamo a fare i stornelli.